Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti, una settimana all'insegna dei record. Il Napoli trova il 10° risultato utile consecutivo, anzi la 10ª vittoria utile consecutiva contro il Bologna tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. Come avete già visto tutti, ci scommetto, il punteggio finale è stato di 3-2. Quest'oggi è il momento a CN24 Live delle analisi, degli approfondimenti, degli aggiornamenti su tutto ciò che arriva da Castelvolturno, ma non solo. Ovviamente, come sempre, un buongiorno da Vincenzo Credendino. Vi ricordo le modalità attraverso le quali seguirci: 79 del digitale da un lato e YouTube in streaming per chi volesse seguirci, vederci, ascoltarci attraverso il proprio device internet. Quanto è brutto usare le parole inglesi? Attraverso il proprio dispositivo cellulare o computer. Grazie alla regia di Emanuele Bernardo diamo il buongiorno a Riccardo Catapano. Ciao Riccardo. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Buongiorno anche a Claudio Russo all'ufficio stampa. Ragazzi, iscrivetevi come sempre al canale YouTube, lasciate anche un like alla diretta, ormai ci siamo vicini ai 100.000, quindi quanti ragazzi, mancano? Ne mancano 300. Ce la facciamo oggi tra CN24 Live e filo diretto? Ce la facciamo perché i nostri telespettatori, i nostri followers, insomma, andranno ad iscriversi al canale YouTube di Calcio Napoli 24 per non perdervi davvero nulla di tutti quelli che sono i contenuti anche esclusivi che trovate sul nostro canale. Come sempre è gratuito, quindi basta pigiare insomma sul pulsante iscriviti e attivare poi anche quelle che sono le notifiche. Ebbene, caro Vincenzo, Napoli da record, così abbiamo titolato la puntata odierna di Calcio Napoli 24 Live. È arrivata la 10ª vittoria consecutiva degli azzurri tra campionato e coppa. Non semplice per niente la vittoria di ieri, lo avevamo preannunciato, eppure ancora una volta questo Napoli nelle difficoltà riesce comunque a trovare quello che è la chiave di volta per portare a casa un risultato, una vittoria che porta nuovamente gli azzurri in vetta alla classifica. Dietro continuano a correre perché il Milan vince, seppur senza convincere, a Verona, l'Atalanta fa lo stesso, vince anche l'Inter, la Juventus, rallentano invece Lazio ed Udinese. Questa sera toccherà invece alla Roma impegnata in casa della Sampdoria. Tra poco poi andremo ad analizzare anche le pagelle per capire quello che effettivamente è successo ieri al Maradona, perché ci sono cose degne di nota e altre invece da rivedere, fermo restando che finalmente arriva una settimana tra virgolette tipo per il Napoli, perché il Napoli giocherà direttamente domenica prossima all'Olimpico contro la Roma, quindi sarà fondamentale questa settimana innanzitutto recuperare un po' di energie, perché ieri, soprattutto dal punto di vista fisico, a un certo punto si è vista, diciamo così, una perdita di lucidità. Quanto ha pesato l'assenza di Anghissà, Riccardo? Tanto, ma non solo quello. Pesa anche l'assenza di Rachmani, pesa un Dombele ancora non al 100%, pesa il corposissimo ormai minutaggio di Lobotka, che ha bisogno ogni tanto di tirare il fiato, visto che lui sta giocando, lui sì, ogni 3 giorni, pesa uno Zielinski in chiaroscuro. Insomma, ieri non un grandissimo Napoli, a me non è che mi è piaciuto tantissimo il Napoli, un ottimo approccio. Certo, se riesce a fare quei 2 gol nei primi 20-25 minuti, magari parliamo di tutt'altra partita. Lì il Napoli ha peccato un pochino. In particolare quella fallita da Politano mi è sembrata quella assurda. Fallita da Politano, sì, è assolutamente, diciamo, l'occasione più ghiotta che il Napoli non è riuscito a convertire. Anche il tiro di Raspadori uscito di poco, però già quello era un po' più complicato. Sì, il Napoli non ha sfruttato a dovere, soprattutto all'inizio, quelle che erano le proprie occasioni da rete. Un Bologna che francamente non avevo mai visto così in questa stagione, ha corso tantissimo la squadra di Thiago Motta, ha giocato bene fino all'ultimo, seppur senza creare grandissimi problemi al Napoli. Però ancora una volta il primo gol che hanno fatto è stato di pregevole fattura. Esatto, ma lì erano già 5-6 minuti che il Bologna metteva in difficoltà il Napoli. Il Napoli lì si era abbassato troppo, dal punto di vista delle energie non riusciva ad arrivare più con costanza sul pallone, arrivava quasi sempre in ritardo, in anticipo. Il Bologna lì ha giocato bene, ha trovato anche il gol francamente meritato, però ancora una volta vedi nelle difficoltà il Napoli non si abbatte. Perché il gol di Juan Jesus poi è decisivo, perché arriva praticamente all'ultimo secondo valido, perché un conto iniziare la ripresa sull'1-1 inserendo poi Lozano e Osimhen, applausi ancora a Spalletti, tra l'altro poi tra poco vedremo le pagelle e sentiremo anche le parole del tecnico.
un conto è partire sullo 0-1. Quindi un Napoli che ha saputo reagire alle difficoltà ancora una volta, e lo ha fatto da squadra, ed è questo quello che vanno a sottolineare tutti gli azzurri anche nel post partita. Lo ha fatto Lozano, lo ha fatto Raspadori, ha detto noi abbiamo mentalità da squadra, ci aiutiamo tutti. Mi sono piaciute pure le parole di Osimhen, ha detto no, Raspadori, I love him, lo adoro, lo amo. Kvaratskhelia ancora non avete visto niente, in allenamento fa delle pazzesche. Poi ci arriviamo anche su Kvara, perché ormai, insomma ragazzi, è decisivo a 360 gradi per il Napoli. Quindi partita non facile quella di ieri, però il Napoli quest'anno è così, l'abbiamo detto, ne fa uno in più. Magari ne prende 2, ne prende anche 3, però ne fa 4, ne fa 5. E la differenza è proprio questa quest'anno. Tutti sono al servizio della squadra e tutti giocano con un solo obiettivo, vale a dire quello di andare avanti, cioè non ci sono più le giocate dei singoli, le giocate individuali. Dopo nelle pagelle voglio approfondire anche il tema Spalletti, perché ho sentito qualcuno puntare il dito su quella che è stata la gestione del tecnico, secondo me invece ancora una volta ben oltre la sufficienza. Ma andiamo con ordine, ascoltiamole prima le parole di Luciano Spalletti, poi le commenteremo assieme, anche assieme ovviamente ai voti che abbiamo scelto per le pagelle. Forse una differenza, visto che tutti la cercano, no? La differenza con lo scorso anno, può essere proprio questa, cioè la capacità dei subentranti di essere così determinanti, al netto del fatto che magari lei ha scelte anche un po' più ampie rispetto alla passata stagione, però questa mentalità che hanno i subentranti di riuscire a essere davvero titolari per i minuti in cui giocano. Allora, sì, è così, perché poi quello che si dice spesso in questo momento qui ha evidenziato che fa la differenza questo di essere titolari del secondo tempo, cioè, però poi diventa difficile, se non, ora più facile, perché succedendo è l'evidenza che avviene così, se non succede diventa più difficile farglielo capire, non sempre io sono riserva e il titolare è lui, no, ora si fanno delle scelte proprio in funzione anche di quello che è l'andamento della partita per cambiare nel momento fondamentale. Ecco. Noi si ha gli stessi calciatori dell'anno scorso, gli stessi, poi a parte c'è un as e faccio vedere un altro, però come numero lì davanti si ha grosso modo gli stessi calciatori, per cui quello che si fa quest'anno si poteva fare anche l'anno scorso. Probabilmente, essendo calciatori con un'esperienza differente, con un passato più importante, diventa un po' più difficile con dei ragazzi giovani così, però poi è lo scorrimento delle situazioni che determina che si venga a confermare che se uno entra bene a metà del secondo tempo trova probabilmente la possibilità di giocare freschezza contro fatica, ecco perché funziona in questa maniera qui. Buonasera Spalletti. Premessa, magari sbaglio, è una sensazione la mia sbagliata, però da un punto di vista emotivo la seguivo con lo sguardo, ma ho avuto la percezione che negli ultimi minuti, dal modo con cui ha festeggiato la vittoria, col quale è uscito dal campo, ci sia stata una partecipazione, un coinvolgimento emotivo suo differente, maggiore, particolare. Le chiedo perché era una partita che si era imbruttita, perché partite come queste possono poi alimentare le certezze, la fame, le prospettive, le ambizioni della squadra. Ma è così, nel senso che gli episodi creati in partita hanno fatto correre i rischi a tutti che poi ci accodassimo a quello che succedeva, all'inerzia della partita, a non andare sempre a pressare perché poi
poi dentro queste partite qui può succedere, invece non ci siamo mai stati, siamo stati bravissimi a non assecondarla questa inerzia che poteva prendere, a non concedergli mai di ragionare con tranquillità, gli siamo sempre riandati, magari qualche volta anche troppo, perché non siamo riusciti a seguirla con il corpo squadra, la pressione, e loro ci hanno giocato dentro e ci sono venuti a puntare la linea 2 o 3 volte in maniera pericolosa, però noi volevamo farla la partita. E stiamo imparando a valutare quali sono le nostre capacità. Stiamo imparando, le nostre capacità sono queste e dobbiamo andare, la dobbiamo fare sempre, lo dobbiamo fare per tutta la partita. Come ce lo dimentichiamo un attimo, ce lo ricordano i nostri tifosi, perché anche oggi, come si abbassa un po', riprendono, perché conoscono quello che è un po' il calcio che gli piace, quello che è il calcio che può dare il risultato, per cui ogni volta abbiamo abbassato, loro hanno ridato nuova forza, nuovo fiato alla squadra, e era una partita difficilissima, sono partite come quella dello Spezia, dove poi ti aspettano lì, cominciano a metterci un po' di più, a ritenere la palla in campo, e allora ci sta che tu abbassi un po' il ritmo, per cui è una grandissima vittoria fatta da squadra tosta. Oggi siamo stati veramente tosti, una partita meritatissima, perché abbiamo fatto tantissimi tiri nello specchio, tantissime occasioni da gol, bella roba. Repubblica. Sì, buonasera, eccomi. Un'altra forse delle differenze rispetto all'anno scorso, visto che ne abbiamo parlato prima, è che queste partite quest'anno le vincete, invece l'anno scorso c'erano stati dei problemi contro queste squadre. Quest'anno le vinciamo. Secondo me ne abbiamo vinte tante anche l'anno scorso, poi non è facile, si vedono anche gli altri risultati, oppure altre vittorie di squadre che sono al nostro fianco, lì vicino a noi, e succede di vincere una partita al 93esimo quando ti hanno pareggiata al 90esimo, per cui sono cose che fanno parte di quello che è lo scorrimento del campionato. Quello che dà più forza è vedere questa continuità di atteggiamento, al di là dell'episodio che te la fa vincere o che non te la fa portare a casa, ma è questa ricerca sempre. Zielinski oggi ha mangiato sempre campo, è sempre andato a riattaccare il centrale difensivo insieme a Raspadori, insieme a Osimhen, poi e rientrava sulla seconda palla ogni volta che avevamo la possibilità, frustata dalla parte opposta, 1 contro 1, a buttarsi tutti dentro l'area, tanta roba. Oggi hanno fatto una grandissima partita, poi gli episodi sono episodi, ma se c'è la mentalità giusta, se c'è la convinzione, se c'è il ritmo, se c'è il livello qualitativo di calcio, insomma, è diciamo una finestra aperta sul futuro, insomma, ecco. Corriere della Sera, edizione Napoli. Mister, in 13 partite 4 volte avete ribaltato il risultato. A me ha impressionato la reazione sul gol dello 0-1, per la forza di andare a riprendere la partita. Sì, ma quella è l'immagine del Napoli costruito. Sì, del non stare, di non accettare l'inerzia che poteva prendere in quel momento lì, come ho detto, invece andati ma anche da ultimo abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dentro l'area di rigore dove in quel punto lì si può anche palleggiare un po' di più, scavarli un po', farli venire e poi andare. Abbiamo sbagliato, Lozano è entrato benissimo, ha fatto subito gol, poi ha avuto 2 o 3 palle, ha tirato da 20 metri a 25 metri, aveva 10 metri per avvicinarsi alla linea difensiva. Abbiamo fatto
degli errori di precipitazione proprio per andare a chiuderla la partita e da un punto di vista di analisi è poco maturo fare quello che ha fatto, o perlomeno non è corretto e giusto per il momento, ma da un punto di vista emotivo, di voglia, di ricerca, di volontà, e voler andare a far gol prima possibile, per cui va bene lo stesso, è bello lo stesso, insomma, ecco. Mister, buonasera, complimenti. Ai fini di un miglioramento, questi 5 gol nelle ultime 3 gare, frutto del caso o un calo di attenzione? Non lo so, non lo so. Secondo me loro hanno fatto un grande gol e quando si gioca le partite così, prima hanno fatto un grandissimo gol, poi ci sono voluti più di 2 mesi di partite intensissime per vedere una leggerezza di Alex che può succedere e sono cose normalissime. Poi ha fatto 2 buonissimi interventi anche stasera, per cui questo significa che abbiamo un grandissimo portiere, perché fa un erroretto dopo 2 mesi e mezzo di partite giocate a questi livelli qui contro quelle squadre che abbiamo giocato noi, e voglio vedere, bisogna essere giornalisti bravi a mettere in evidenza sta roba qui e basta, senza metterla in mezzo a tutte quelle altre fatte bene, cazzo. Per cui buonasera mister. Si è notato che probabilmente qualche giocatore, tipo per esempio Dombele, ancora non ha i 90 minuti, che forse giocare ogni 3 giorni per qualcuno alla fine è un po' pesante. Forse è una cosa importante poter avere una preparazione da adesso alla prossima partita, che non è molto semplice, che per lei forse è anche una partita molto sentita, quella con la Roma, avere 7 giorni per prepararla. Sì, è sempre, soprattutto dopo un periodo di pressioni anche emotive, perché quando si gioca queste partite qui con un pubblico come quello che abbiamo noi, perché poi i nostri tifosi leggono benissimo quello che è il tipo di partita, quello che è la situazione in generale, per cui te lo senti tutto addosso e anche emotivamente diventa un carico, dove arrivi al campo, ora ho fatto quello che dovevo fare, per cui ora mi rilasso un attimo. Dopo aver finito di dire così, bisogna andare forte perché domani si gioca. Come bisogna andare forte perché domani si gioca? E diventa difficilissimo. Dembélé ha fatto molto bene per un'ora, ha fatto benissimo, è andato, ha strappato, ha pressato, ha strappato, quello che faceva Frank da andare l'ha fatto benissimo anche lui, e poi con questa fisicità, questa qualità che ha di lasciare scorrere qualche palla, ad andare a tirare, perché il calciatore è forte, e se fa un'ora forte così come ha fatto, anche se poi gli si abbassa un po' il livello di quantità, si può sostituire, insomma, avendo le 5 sostituzioni, e si ritorna a fare 1 ora e 30 minuti. Giratela come vi pare, poi si va sempre a cascare lì. Grazie a tutti. Ciao. Buonasera. Arrivederci. Là. Ieri ho sentito alcuni commentatori dire: Spalletti ha sbagliato la lettura del match. Contro una squadra come il Bologna che si chiude servono calciatori che cercano la profondità, come Osimhen al posto di Raspadori o lo stesso Lozano al posto di Matteo Politano. Onestamente, senza nulla voler togliere ad alcuno, non sono assolutamente d'accordo. Nel momento in cui una squadra si chiude, come il Bologna ha fatto anche molto bene nel primo tempo, il Napoli deve proprio provare a scardinare
la difesa avversaria attraverso delle trame che portino anche a fraseggiare negli ultimi 20 metri, ma che possono liberare al tiro quelli che sono poi gli interpreti. Ripeto, se Politano butta dentro quel pallone, stiamo parlando di un'altra partita, e quindi vengo con questa mia a dirvi che altro che errore. Ieri Spalletti l'ha impostata ancora una volta perfettamente, ha fatto bene sia nell'andare ad impostare, a quello che è il piano tattico, e sia in quelle dall'inizio ovviamente, e sia nelle sostituzioni. Per favore Emanuele, facci vedere le pagelle che abbiamo preparato questa mattina, così andiamo chiaramente anche ad approfondire il discorso e vedere che Luciano Spalletti si è meritato un bel 7. Non so se sei d'accordo con me. Direi di sì, direi di sì. È ancora una volta decisivo dalla panchina. Certo, tutta la differenza lo fa il gol di Juan Jesus, che ti permette di comunque chiudere il primo tempo sull'1-1. Vedi, le partite sono fatte di momenti, di istanti. Come dicevi tu, se Politano fa quel gol magari parliamo di tutt'altro, se Juan Jesus non segna l'1-1 parliamo di tutt'altro. Noi alla fine dobbiamo analizzare quello che è successo, e credo che ancora una volta Spalletti l'abbia letta bene. Ti serviva più fisicità ad un certo punto sull'1-1, più verticalità, bisognava rientrare meno in campo, tra virgolette, come fa Politano, che si accentra sul mancino, ed attaccare più la verticale, e quindi l'ha letta bene, mettendo poi in difficoltà il Bologna. Il Napoli lì si è divorato diverse occasioni, sono 26 o 27 se non vado errato i tiri del Napoli alla fine. Io a un certo punto 30 i tiri totali. 30 di tiri totali, ecco. Ho avuto a un certo punto la sensazione di rivedere quel Napoli-Spezia dell'anno scorso. Francamente, ho avuto proprio quella sensazione. Produciamo, non segniamo. Ecco, ha capito che a un certo punto c'era bisogno di meno palleggio, meno manovra, più incisività davanti. Ecco, spiegato poi i cambi di Politano e di Raspadori per Osimhen e Lozano. Sono d'accordo con quello che dicevi poco fa per quanto riguarda la gestione di Spalletti. In questo momento, a memoria, forse oltre il Lecce, io pecche sulla gestione anche dei cambi Spalletti quest'anno non le vedo nella maniera più assoluta, e quindi si merita 7. Siamo stati troppo cattivi invece col Meret, 4,5. Facciamo una premessa, ragazzi, e io quello che temevo, vedi, che ogni volta che Meret farà un errore si può tornare indietro. Ecco, allora Meret è scarso, perché non abbiamo preso Keylor. Serve un altro portiere. Ragazzi, si giudica questa partita, cioè fino a questo momento Meret in tutte le partite che ha fatto quest'anno ha avuto 6, 6,5, 7, 7,5, voti altissimi. Ieri ha sbagliato. E quindi dobbiamo riaprire di nuovo la discussione, tutto il tram su Alex Meret? No, ieri giornata storta, ha sbagliato. Fortunatamente il Napoli non ne ha pagato le conseguenze, la squadra lo ha sostenuto, il pubblico lo ha sostenuto, perché dobbiamo riaprire la polemica su Meret? Ha sbagliato, punto, stop. La prossima, si pensa alla prossima. Ieri ha sbagliato perché l'errore è vistoso, è andato errore. È andato nel pallone poi dopo, perché anche un paio di uscite il Napoli lì ha rischiato. Si becca il voto negativo, ma non è che si becca il voto negativo e questo voto negativo deve far dimenticare le ottime prestazioni precedenti di Meret. No, questo ha sbagliato, stop, pensiamo alla prossima, senza riaprire polemiche. A gennaio dobbiamo prendere Keylor Navas, no, deve tornare Ospina, no, deve giocare Sirigu, perché sennò ogni partita che succede questo è uno stillicidio. Quindi semplicemente male ieri Meret, stop, nient'altro da aggiungere. Quando ha giocato si è preso i suoi 7, 7,5, quando ha giocato bene, ovviamente quando ha inciso sul risultato si è preso i suoi 7, 7,5, questa volta signori si becca un 4,5 senza voler per forza addossargli la croce, sì, come dice lo stesso Riccardo Catapano. Di Lorenzo 6, Kim 6,5, Juan Jesus, definito anche Batwan, com'era? Batwan, sì, Batwan dal Napoli, giustamente indossa la maglia con i pipistrelli e si trasforma in Batman. Juan Jesus si becca un 7. Al di là del gol, il cavaliere oscuro, al di là del gol, un mezzo voto in più anche per quella che è stata la sua prestazione rispetto al collega di reparto Kim.
Bene entrambi, grossi errori non li ho visti. Kim pure mi è piaciuto tanto, do il mezzo voto in più a Juan Jesus perché il gol è fondamentale. C'è poco da fare, cioè non vado a considerare solo la prestazione difensiva dove grossi errori non li ha fatti. Sul primo gol era posizionato male il Napoli, ma perché si era abbassato di squadra. Sul secondo c'è l'errore di Meret. Sul primo gol poteva fare qualcosa di più anche Ndombélé, non so, accorciando un po' di più perché alla fine è arrivato a rimorchio. Sì, ma lì era il Napoli che era posizionato male, ma era già da 4-5 minuti che il Napoli era posizionato male, aveva perso totalmente le distanze in mezzo al campo. Infatti mi è sembrato strano perché in quel frangente il Bologna ha creato 2-3 occasioni, non dico importanti da gol, poi l'ha trovato con Zirkzee, tra l'altro ennesimo debuttante in Serie A che fa gol al Napoli, ormai è una casistica che ci portiamo avanti da anni. Sì, ha sbagliato Ndombélé, ma non solo Ndombélé in quell'azione, ripeto, era proprio tutta la fase difensiva del Napoli che era andata fuori fase. E per il resto invece Juan Jesus ieri ha trovato il gol, la leadership è sempre quella, magari con i piedi non sarà Beckenbauer, però insomma io uno come Juan Jesus me lo tengo sempre e volentieri proprio per l'agonismo, lo spirito e anche la tranquillità e la leadership che dà questa squadra. Insomma l'avevamo incensato in settimana, non solo extracampo, anche in campo ha deciso di essere decisivo. E in tanti dicevamo Ostigard, io pensavo giocasse Ostigard, e ieri ha avuto ragione ancora una volta Spalletti, quindi meno male che l'allenatore Spalletti. Assolutamente sì, e veniamo anche a quelle che forse sono le note più liete. Kvaratskhelia si becca un 7,5. Ragazzi, di che vogliamo parlare? Vede calcio, cioè noi vediamo calcio, lui vede oltre il calcio. La verticale per Osimhen è poesia pura, cioè io non so come ha fatto a dare quel pallone lì. Stiamo parlando di un calciatore che non è normale, non è comune, che ha dei lampi di classe, di imprevedibilità che molti lo paragonavano a Kakà. A me non piacciono i paragoni. Ragazzi, io ieri ho rivisto qualcosina di Kakà ieri. Godiamocelo, l'ho detto dal primo minuto, godiamocelo perché se continua così, e io mi auguro che continui così, prima o poi verranno a bussare le grandissime d'Europa per Kvaratskhelia. Io spero solo che il Napoli lo possa sfruttare nel miglior modo possibile e che il Napoli possa vincere con Kvaratskhelia, perché avere un giocatore così e non capitalizzare non solo economicamente ma anche a livello di trofei sarebbe delittuoso, quindi io me lo godo perché è impressionante, cioè veramente mi entusiasma, fa delle giocate da fantascienza, non solo è i il dribbling. calciatore più forte della storia del Napoli da quando è arrivato Maradona? No, non lo so, non lo voglio sapere, ve lo dirò quando finirà la carriera di Kvaratskhelia a Napoli, se sarà stato ti vuoi tenere no, ma non lo so, ma magari dalla prossima in poi non fa più nulla, no, e quindi no. Manuel Bernardo, che ne pensi? I commenti affrettati non mi piacciono. I commenti affrettati non mi piacciono. È un giocatore straordinario. Chi c'è che ha fatto le cose che fino a questo momento ha fatto vedere Kvaratskhelia? Higuain, dice Manuel Bernardo, ha fatto vedere cose che ha fatto vedere Kvara? Per me no. Diversi, no. Però mi ha fatto vedere 36 belle cose in una stagione. Signori, 6 tunnel a chi se li è beccati quei 6 tunnel? Sanchez dell'Ajax, Alexander Arnold che sta ancora dallo psicologo. Sono 14 partite. Troppo poco. Non posso andare arrivare. così. No, non posso andare così. Calcare così tanto la Te mano. lo vorrei tanto dire, ma non te lo posso dire ancora. E i giudizi sulle carriere in azzurro si fanno quando vanno via. E se invece volessimo paragonare l'impatto? L'impatto in questo momento lo possiamo paragonare. L'impatto, forse un impatto all'Alavezzi nel primo anno di Serie A. Meglio. No, dico però devi paragonarlo alla squadra. Sì. Perché all'epoca tu eri abituato alla Serie B, è arrivato Lavezzi e hai detto mamma mia, è che è arrivato il nuovo Maradona quando arrivò all'epoca. Perché il Napoli veniva dalla Serie B, telefoniamo. ti riaffacciavi alla Serie A. Cioè se ti dico importanza di impatto, ti dico attualmente come nuovi, a memoria non Quanto mi piace questo discorso dell'impatto, perché poi vorremmo parlarne anche con chi all'epoca di Maradona c'era. Chiedere magari l'impatto che ebbe Diego all'epoca. Io non c'ero, non lo so, tu nemmeno, probabilmente che sei più piccolo di me. C'è anche un certo Dries Mertens. Come impatto un certo Dries Mertens? No, come impatto il discorso di prima. Sarebbe?
è quello che diceva, il giocatore più forte dopo... No, troppo presto, ragazzi. Andiamo al Troppo presto. telefono e diamo il buongiorno intanto al direttore Alessandro Vocalelli. Ciao direttore, come stai? Ciao, tutto bene, grazie, spero anche voi. Direttore, tutto bene, un piacere innanzitutto essere assieme a te, un onore. Domanda non lo so, che a me insomma mi diverte. Come impatto, quello di Quiscia Kvaratskhelia è di una entità tale che sempre come impatto nel Napoli, per trovare qualcosa di simile, dobbiamo arrivare al 1984? Sì, hai ragione, perché noi abbiamo sempre raccontato, e a volte ha ragione, spesso ha ragione, che anche i grandi campioni quando arrivano hanno bisogno di ambientamento, di dover capire non solo la squadra ma l'ambiente, la città, la nazione, il posto dove sono capitati, ed è successo effettivamente a tanti grandi calciatori. Penso a Falcao nella Roma, che ci sono voluti 4-5 mesi, Platini alla Juve, addirittura passato anche di più, e sembrava ogni volta appunto che, e invece nel caso di Kvara bisogna scomodare precedenti illustri di campioni che sono arrivati e hanno fatto subito la differenza, per cui non solo non è scontato, ma non è assolutamente neanche usuale che si arrivi ad avere un impatto così forte immediatamente. Quello che fa Kvara è una cosa veramente straordinaria. A volte la sensazione, faccio un'immagine forte, quasi di un adulto che gioca con dei ragazzi, cioè perché sì, la facilità con cui va via è quasi disarmante. Sembra che non stiano parlando tutti di professionisti di alto livello, ma ripeto di categorie inferiori, e per cui hai ragione, è un impatto che non si vedeva da quasi 40 anni. I nostri telespettatori, direttore, in questo momento lo paragonano l'impatto, quindi appena arrivato a Napoli, di Cavani, che anche lui ebbe un impatto insomma pazzesco quando arrivò a Napoli da Palermo, anche lì un po' tra lo scetticismo generoso. Appunto, cioè, sì, è un impatto Cavani, totalmente diverso anche quello. No, ma soprattutto Cavani comunque veniva dal nostro campionato, veniva quindi dalla conoscenza del calcio italiano, quindi dalla conoscenza appunto del nostro modo di giocare, di essere, culturale quasi, mi viene da dire. Kvara arriva da una situazione completamente diversa, appunto da un altro mondo e da un altro calcio, per cui il fatto che si sia ambientato in questa maniera, diciamo, straordinario merito suo, ma straordinario merito, fammi dire, di Spalletti, perché evidentemente Spalletti è riuscito a trovare subito la collocazione giusta, l'assistenza giusta, perché poi che Kvara diciamo, gode dell'assistenza di Mario Rui, insomma di come si muove la squadra, per cui è bravissimo lui, ma bravissimo anche l'architetto, l'ingegnere di questa squadra, che sicuramente l'ha messo nelle condizioni di far subito bene, perché anche questo va detto. Direttore, ad oggi l'insostituibile di questa squadra chi è? Discorso diverso, chiaramente da quello che è il peso specifico, parlo di sostituibilità. Anche io dico Spalletti. L'insostituibile è Spalletti, proprio perché questa è una squadra in cui... Direttore, però hai usato la scorciatoia, dai. Spalletti era facile. Lo so, allora diciamo, se proprio devo trovare un nome, però ripeto, come fai a non dire Kvara, come fai a non dire Kim, come fai a non dire Di Lorenzo, che credo sia veramente per Spalletti l'unico sostituibile. Diciamo che il giocatore per definizione, allora non per valore assoluto, per definizione in cui si muove intorno a tutta la squadra è Lobotka, perché quello è il giocatore che ti dà i tempi, ti dà la possibilità di respirare, di sospirare, di fermarti, per cui solo per definizione, cioè per ruolo, diciamo Lobotka. No, io sono d'accordo con te, perché mi ritrovo in Lobotka, visto che se esce Lobotka c'è un Demme che ad oggi, parlo proprio di peso specifico, senza voler nulla togliere all'italo tedesco, però non è
a quel livello, diciamo così, dello slovacco. Lo stesso Anghissà, anche lui insostituibile per certi aspetti, sta trovando in Ndombele un ricambio col passare dei giorni sempre più stimolante anche per certi aspetti, nel senso che gli darà del filo da torcere forse anche in termini di minutaggio. Invece quella, come dire, dove c'è la forbice più ampia in questo momento è proprio tra Lobotka e Demme, non tanto per demeriti del tedesco, ma per meriti dello slovacco. Assolutamente sì, e la conferma di quello che stai dicendo, che stiamo dicendo, è che Lobotka secondo me sarebbe proprio per ruolo, appunto per interpretazione del ruolo, diciamo titolarissimo in tutte le squadre, cioè nella Juve che cerca disperatamente, ha provato con Paredes, cerca disperatamente un interprete di quel ruolo, la Lazio è una squadra che cerca e ha provato a cercare un sostituto di Leiva senza trovarlo, la Roma, Spalletti e Mourinho sono 2 anni che cerca un regista e poi deve fare un adattamento con Matic, che non è un regista ma è un mediano prestato a quel ruolo. Insomma è veramente il giocatore che tutte le squadre che serve a tutte le squadre, per cui lui lo sta facendo con una semplicità. Cioè, a me colpisce di Lobotka è la diversità tra fare le cose facili e fare le cose semplici. Lui non fa le cose facili, perché le cose facili sono quelle che ti vengono di getto, la prima soluzione. Le cose semplici sono quelle che invece hanno bisogno di una capacità superiore per rendere semplici anche le cose un po' più complicate. Lui fa continuamente le cose più semplici, che però non sono appunto le più facili. Ultima considerazione sul capitolo Victor Osimhen. È evidente che ha delle caratteristiche particolari, come è altrettanto evidente che tali caratteristiche gli danno un ruolo comunque preponderante in questo Napoli. Non avrà il fraseggio con i compagni che ha Raspadori, nemmeno forse la tecnica di calcio e di tiro, però come attacca la profondità e come lotta, come viene a costituire fattore di pericolo anche in fase di pressing, probabilmente, se non insostituibile, quasi. Ma sì, noi siamo strani, cioè io mi ci metto in prima fila. A volte tendiamo a dimenticarci facilmente delle qualità di un giocatore, perché se ne affaccia un altro, come hai detto tu, con caratteristiche importanti come Raspadori, eccetera, eccetera. Io ho fatto un dibattito in settimana e adesso che fa? Come si fa? Come farà Spalletti? Che fa? Osimhen va in panchina perché c'è Raspadori che gli ha tolto il posto. A parte che la banalità è che appunto nel calcio moderno i problemi di abbondanza veramente non c'erano prima e esistono ancora di meno adesso, perché questo è un calcio che ha dimostrato che spesso le partite si vincono dal 65esimo in poi, per cui se tu metti Raspadori al 65esimo, Simeone, vinci la partita. Però per me Osimhen è un giocatore indiscutibile e insostituibile, perché Osimhen ti dà appunto, come hai detto tu giustamente, quel senso della profondità, della verticalità, della forza in progressione. Insomma, io penso che sia un giocatore unico. Noi a volte ci divertiamo a discutere dei giocatori solo perché magari o sono stati fuori o non segnano per 3 giornate, ma sono dei giocatori superiori. Osimhen è uno di questi. Tutto chiaro. Grazie mille direttore per essere stato oggi con noi. A voi, buona giornata, buon lavoro. Grazie al direttore Alessandro Vocalelli. Tra l'altro Lobotka sta per rinnovare. Ne abbiamo tessuto le lodi per quanto fatto in campo. Parliamo anche di quelle che sono le ultime a proposito di calciomercato. Arrivano dal nostro amico, possiamo dire, sì, Ciro Venerato. È un amico, possiamo dire. No, Ciro. Non diciamo brother, però amico sì. Spifferi autorevoli, dice Ciro Venerato, confermano l'auspicata e attesa fumata bianca. Agente e dirigenti azzurri si sono stretti metaforicamente la mano
nell'ultimo fine settimana, prime bozze da inviare ai rispettivi studi legali, ma le cifre quali sono? Sono presto dette qui: 2,5 milioni di euro netti più 300.000 euro di bonus facilmente raggiungibili. Siamo circa sui 2,8 con un prolungamento fino al 2027, opzionale 2028, quindi il massimo consentito dall'attuale legge sportiva. Il Napoli vuole blindare Stanislav Lobotka e ovviamente vorrei ben vedere. Le PEC sono partite, adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Sono passata una settimanuccia, va, da quando abbiamo fatto quel discorso se ad oggi Lobotka giocherebbe titolare in quasi tutte le squadre d'Europa. Ad oggi Lobotka possiamo dire quasi tutta. Sì, però Lobotka adesso ha bisogno di rifiatare un pochino. E allora dobbiamo parlare con la gente di Demme. Che ne pensi? Lo chiamiamo? Lo chiamiamo, così, magari più tardi lo chiamiamo. Vedi. Altri infortuni che continuano, infortunio pure per Bremer in tutto questo. Ho notato. Infortuni muscolari davvero. Ho notato, è entrato Bonucci. Quanto starà fuori Bremer? Vediamo, dovrebbe rientrare probabilmente tra una ventina di giorni. Caspita. Quindi rischia anche lui di brutta tegola per Max Allegri, che saranno necessari circa 20 giorni per il completo recupero. Non se la passa proprio benissimo. Impressiona, comunque si gioca troppo. Ma si gioca troppo, poi questi geni che ci mettono il mondiale follia proprio. Quando i vari preparatori atletici dicevano: ragazzi, ma non è che Spalletti e il suo staff sono fessi che fanno il turnover perché gli piace, perché devono far vedere che sono bravi o estrosi dal punto di vista del mestiere dell'allenatore. Si gioca troppo, si gioca troppo, ed ecco qui che poi i muscoli dei calciatori, che sono dei cyborg rispetto a noi, mi metto proprio io in prima persona, ma penso pure tu Riccardo Catapano, sono dei cyborg dal punto di vista fisico. Facevo quando avevo 16 anni. Oggi quante partite all'anno? Se mi fai fare 2 partite a settimana adesso, la seconda me la faccio a Porto. Forza. E anche lì sto col fiatone probabilmente. Emanuele Bernardo se ne fa 2, ma perché? Perché non ritorna ma lui fa... Perché non ritorna in difesa? Fa il bomber a 23 anni, 24 anni, 25. A 25 anni fa già il bomber di provincia, capito? Che si mette là davanti, aspetta il pallone, il pallone, si gira, però fa vincere. Ma che fai vincere? Ma che fai vincere, Emanuele Bernardo? Fai anche bestemmiare i compagni di squadra. Soprattutto. Prendiamo qualche messaggio, poi dobbiamo ascoltare anche quelle che sono le parole di Tiago Motta, caro Emanuele Bernardo. Kvara, anche 5 minuti e da impatto forte. No, signori, io non parlavo dell'impatto nella gara, parlavo dell'impatto nel Napoli. Questa potrebbe essere una bella grafica. Domani la facciamo? Ti va, Emanuele Bernardo? Ci andiamo a vedere i dati numerici a questo punto di Kvara. Maradona non lo scomoderei, perché erano tempi troppo lontani, eccetera, eccetera. Quindi facciamo l'impatto di Kvara, Mertens, Cavani, Higuain. Andiamo a vedere nelle loro prime partite, dal punto di vista numerico, cosa è stato, cosa hanno prodotto. Sono numeri freddi. Sono numeri freddi, ma che possiamo interpretare, perché noi c'eravamo, noi c'era Lavezzi, questi 5. Ma un Napoli... Lavezzi, Mertens, Kvara, Higuain e Cavani. Sono ruoli anche diversi, ma io sono pronto a giocarmi, non lo so, una partita, una pizza, che i numeri diranno che Kvaratskhelia ad oggi ha avuto l'impatto più forte. Come numeri premiano Cavani. Ce li andiamo a vedere allora. Sono numeri, perché poi sono confronti secondo me impensabili da fare. Sì, è chiaro che sono ruoli diversi, però noi che c'eravamo possiamo arricchire con quello che è il nostro ricordo, il nostro studio, quello che ci dicono i numeri. Certo, noi andiamo a vedere i numeri. Poi... Secondo me è molto interessante. Intanto dimmi Emanuele Bernardo cosa sta succedendo? Allora lui ci segnala dei messaggi. E questo mi sembra il modo, però questa la leggiamo a fine trasmissione, perché adesso ci interrompe un po' il mood. Con calma poi andremo anche verso le origini, caro Gianluca Ventura, non ti preoccupare, tanto prima o poi dobbiamo andarci tutti. Poi non ci sarebbe di male, spiegamelo, però vabbè. No, infatti, figurati. Ti dicevo... Ti piace mangiare la frutta, ti piace mangiare la patata e roba varia? Raccogli tu? No, e allora che vai trovando? Tiago Motta, per favore, sono le 12:50 e già siamo al momento se ci sono gli dove si imbecilli in ghigna. chat, non è colpa mia, ti rispondo a dovere, cioè, qual è il problema? Ma lascialo perdere, dopo ne parliamo, anzi Gianluca, quando vuoi, insomma, noi siamo sempre qui a vostra disposizione. Emanuele Bernardo,
per favore faccia ascoltare Thiago Motta. Abbiamo creato delle difficoltà a una squadra che le ultime partite hanno fatto tanti gol, e quello che è da continuare è la dimostrazione di un gruppo che vuole, dei giocatori che hanno entrato oggi, hanno iniziato la partita molto bene, ma soprattutto quelli che sono subentrati e quelli che erano in panchina, e spingere i suoi compagni a poter competere contro, ripeto, una squadra che oggi è in forma. Buonasera mister, volevo chiederle cosa le lascia, appunto ha detto questa sconfitta, tante comunque note positive alla fine, perché venire qui a giocare contro una squadra così forte, anche perdendo, però insomma si è giocata, qui hanno perso il Liverpool, l'Ajax, insomma non squadre così. Il Bologna oggi a me è sembrato che abbia dimostrato che sia sulla strada del cambiamento, ecco, rispetto a... E poi volevo chiederle, alla fine abbiamo visto che ha molto protestato con l'arbitro, avete tutti un po' protestato con l'arbitro, volevo sapere cosa è successo, cosa vi siete detti. Da oggi dobbiamo andare con la consapevolezza che questa è la strada giusta, anche se ogni partita è una storia diversa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che vuole giocare, che viene in avanti, che cerca di mettere tanti uomini nella nostra metacampo, e noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, cercando di avere la palla, di giocarla e di attaccarli. Poi la seconda domanda? Guarda, oggi le tre squadre, due hanno fatto una grandissima partita, l'altra secondo me non ha fatto una buona partita, e lascio così, poi siete voi a giudicare tutto quello che ha fatto durante la partita. Buonasera mister, le è piaciuto Zirkzee con Barrov, e pensa che anche col rientro di Arnautovic possa trovare più spazio, magari tutti e tre insieme dal primo minuto o a partita in corso? Mi è piaciuto tutti i ragazzi oggi mi hanno piaciuto, quelli che hanno entrato dopo, quelli che hanno iniziato la partita. Giocare insieme dipenderà sempre da loro, se dimostrano che possono giocare insieme avendo un equilibrio nella squadra, nella fase offensiva e difensiva, sono dei giocatori forti che possono sì giocare insieme, ma dipende sempre da loro, quello che dimostrano durante la settimana. Joshua ha dimostrato durante la settimana di essere pronto per giocare una partita da questo livello, e deve continuare a lavorare così ancora di più, perché so e vedo il potenziale e so che può dare ancora di più al gruppo e contribuire perché noi alla fine arriviamo a fare una partita come abbiamo fatto oggi. Buonasera mister, ancora una volta riesce a mettere in difficoltà questo Napoli. Oggi però il Napoli è riuscito a vincere. In che cosa è cambiato l'11 di Spalletti rispetto al passato? Difficile da commentare, penso che è una squadra già dall'anno scorso forte e quest'anno è migliorata, è una squadra migliorata, ma non solo con i risultati ma anche il gioco. E poi non sono stato io a mettere in difficoltà, sono stati i ragazzi in campo a metterli in difficoltà, perché hanno fatto una grossa partita insieme, lavorando, aiutandosi tanto nella fase offensiva come difensiva, e alla fine peccato per il risultato. Tutto il resto abbiamo tempo da analizzare quello che possiamo migliorare, ripeto, e sono soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto oggi. Cosa, mister, invece non le è piaciuto del suo Bologna? I primi minuti è stato complicato per noi, sapevamo che non è facile iniziare la partita, e l'ambiente, la tensione, il pubblico che spinge la loro squadra. Hanno fatto anche la ultima di Champions League, iniziando la partita e subito andando in vantaggio, però mi fa essere molto contento che abbiamo superato questo momento. Abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto come squadra insieme, cercando di lottare, di non fare arrivare queste situazioni dove il Napoli è molto forte, inserimenti dei giocatori della seconda linea soprattutto.
Abbiamo fatto un grosso lavoro difensivo collettivamente e poi da questo lavoro ha permesso che noi alla fine del primo tempo abbiamo preso la partita, abbiamo migliorato tantissimo, abbiamo messo in difficoltà la squadra del Napoli anche nel secondo tempo e siamo arrivati a questo momento grazie soprattutto all'inizio, che è stato un inizio difficile per noi, però abbiamo sopportato insieme, tenuta la partita fino alla fine e questa è una cosa importante. Punti negativi lo analizzeremo dopo con video e vedere cosa possiamo migliorare. Buongiorno mister, buonasera mister, le chiedo se è soddisfatto nel complesso del compito che ha svolto Posch, che ha provato tutta settimana in quel ruolo lì contro probabilmente l'avversario peggiore in questo momento da affrontare, che è il ragazzo georgiano, e le chiedo come sta Cambiaso, che nel finale abbiamo visto uscire un po' accecato. Stefan non solo a livello futbolistico oggi ma anche caratteriale ha fatto molto bene, perché anche non appena arrivato nel campionato italiano, oggi l'ho visto molto collegato con i suoi compagni, ho visto aiutando anche in attacco, che sì ha fatto già il terzino ma sappiamo che è un centrale, però questa è la voglia di fare e questo non voglio parlare dei singoli oggi perché non è il caso, credo che il gruppo è importante, però sono questi ragazzi che alla fine portano che un gruppo possa migliorare il suo livello. Andrea è finita la partita stanco come tanti dei nostri giocatori, è un'altra cosa bella perché è bellissimo finire una partita così, credo che è una sensazione enorme di poter competere contro l'avversario e finire la partita con la stanchezza. Questo è calcio e il lavoro fisico è enorme e anche il lavoro emotivo, la tensione di giocare una partita del genere, ma sono molto contento da tutti e credo che è una bella cosa finire una partita così stanchi. Bene ragazzi, grazie. Erano queste le parole del tecnico del Bologna, vagamente, diciamo così, infastidito, e ci sta dal risultato, non ci sta proferire parole come meritavamo qualcosa in più, perché onestamente il Bologna ha fatto la partita che doveva fare, però è stato record di tiri in Serie A, 30, e se Meret non ci mette del suo, il Bologna, che ha fatto benissimo nell'azione del primo gol, davvero la reazione mia spontanea è stata quella di partire con un applauso, che davvero è stata una bellissima azione. Poi lascia stare l'errore di posizionamento del Napoli, che chiaramente ci può stare, ma loro sono stati bravi, tempi giusti, inserimenti, stop, altruismo, tutto bene. Il secondo gol è praticamente di Meret. Sì. Quindi ragazzi, che cavolo vai trovando, amico mio Motta? Beh, molto semplice ragazzi, le analisi post partita sono sempre quelli, parlano a caldo eccetera eccetera. Bologna ha fatto la sua partita discreta, ha fatto la partita che doveva fare, Napoli è stato più forte, stop. Non ci vedo altra lettura se non questa. Napoli è stato più forte, ha meritato la vittoria. Il Bologna è stato bravo perché ha messo in difficoltà un Napoli apparso anche stanco, come è giusto che sia, ma nonostante la stanchezza, avendo comunque dei giocatori importantissimi dietro alla panchina, il Napoli ha fatto la differenza e ha meritato ampiamente di vincere. Quindi, certo, loro hanno usato la possibilità del pareggio, vanno in vantaggio, la pareggiano sul 2-2, poi però insomma il Napoli ha fatto molto di più del Bologna. Poi altre occasioni per il Bologna io francamente non le ricordo, quindi il risultato è sacrosanto per il Napoli. Ci sono due, diciamo così, episodi dei quali vorrei andare a parlare con te, Riccardo, sempre a proposito di Napoli-Bologna. Innanzitutto la Moviola con Sassone che tira il pallone addosso all'assistente, non proprio addosso perché sì, abbiamo visto, sì, è rimbalzato lì davanti, però anche lì credo che l'arbitro sia stato molto clemente. Lì è un po' a me piace questo tipo di divisione, lì
si è sfogato Sansone, certo non è un Però guarda, è gesto, vero, ma pure per me Di no. Lorenzo su Sansone era da giallo e non è arrivato. Sì, no, Lobotka si ieri meritava il giallo, devo dire la verità, e non è Tra arrivato. l'altro esordiente Cosso, quindi no, per me ha arbitrato bene, ci sta, molto spesso, sai, gli arbitri, è vero c'è un regolamento, però bisogna anche capire le dinamiche di campo. E a me gli arbitri che qualche volta le capiscono, non sempre purtroppo le capiscono le dinamiche di campo, perché non tutti hanno giocato a calcio, ci sta andarle ad analizzare. Sarebbe stato rosso, ma sarebbe stata una punizione severa. Certo non un bel gesto quello di Sansone, però ci sta non dare il rosso, dai, assolutamente. Un vero peccato, scrive il Corriere dello Sport, perché aveva diretto una grande gara, forse un po' troppo a specchiarsi, ma non era andata male, e sono d'accordo, fino a un certo punto mi era piaciuta per una volta la direzione io do di un gara. giudizio positivo, dai, quando c'è da dare giudizi positivi anche agli arbitri va fatto. Ieri Cosso secondo me ha diretto bene la partita. Veniamo a quest'altro piccolo caso, chiamiamolo così. Hai visto la storia di Elmas in questi giorni? Sì. Con grande ironia il macedone ha postato una foto di lui assieme ad una panchina e ha detto ultimamente è questo il mio grande amore. Adesso non mi ricordo quali fossero le parole precise, con un cuoricino, un'immaginetta. Qualcuno l'ha rilanciata dicendo caspita, Elmas si è infervorato, si è arrabbiato, che ci sta pure, nel senso che comunque lui il messaggino tra il serio e il faceto l'ha mandato. Lo sai che sei un calciatore, che tanti ti seguono, che ti vedono anche i compagni, che ti vede anche il mister, un messaggino scherzoso è stato mandato. Il punto è quello, il messaggino era scherzoso. L'errore, secondo me, di Elmas, che fortunatamente però non ha avuto grande eco, rispondere ai tifosi è stato in chat. rispondere ai tifosi in chat. Sì, quello sì. Quello se lo Là- doveva risparmiare. Infatti, insomma, penso che qualcuno poi gli abbia detto di ricomporre un po' il tutto. Ma lo cioè, stesso Giuntoli ieri nel pre-partita ne ha parlato. come ha detto? Ha detto era ironico, poi se altri ci leggono qualcosa che non c'è, problemi loro, non nostri. Sicuramente la società, è successo anche con Osimhen, ti ricordi? Gli avrà detto a Elmas, ci sta, ironico, l'abbiamo capito, non c'è nessun caso, non c'è nessuna polemica, però evitiamo poi di andare a rispondere ai tifosi nelle chat utilizzando anche delle parole insomma abbastanza fuori luogo. Sei comunque un personaggio pubblico, sei un personaggio importante, sei un calciatore del Napoli, evitiamole tutte queste stupidaggini. Il messaggio è ironico, stop, finisce lì, assolutamente. E infatti ha detto Cristiano Giuntoli, Elif viene da una stagione straordinaria con 7 gol e 5 assist, partendo quasi sempre dalla panchina. Dobbiamo solo ringraziarlo. In quel momento lì, visto che non ce la fa dare un aiuto in campo, ha voluto fare una battuta e niente di più. Se è stato preso male non è un problema nostro. Però che significa non ce la fa a dare un aiuto in campo? Non ce la fa? A dare un aiuto in campo. No, ma lui è uno di quelli che in questa prima parte di stagione sta soffrendo di più, perché sta giocando di meno, eccetera, eccetera. Però Spalletti ha grande considerazione di Elmas, quindi io il caso non lo apro proprio, francamente, il caso Elmas. Però questa sua reazione, non del post, ma delle chat poi private con i tifosi, ha reagito anche in maniera abbastanza maleducata, lì quella non mi è piaciuta. Testimonia quello che al momento secondo me è il limite di Elmas, cioè il limite è mentale. Elmas si deve mentalizzare, cioè puoi essere decisivo anche entrando dalla panchina. Guarda Simone che cosa ha detto? A me non mi interessa, posso giocare pure 20 minuti, posso fare anche partite dove non gioco, però quando entro do tutto e so con che testa devo entrare. Elmas ancora non lo sa, deve migliorare in questo, ma il gruppo gli darà una mano, il gruppo è coeso, è compatto, mi è piaciuto anche ieri le parole di Osimhen, mi è piaciuta la squadra che ha supportato lo stesso Maretto dopo l'errore, quindi il gruppo è unito. Elmas non deve perdersi in chiacchiere, non deve perdersi in pensieri, non deve perdersi sui social, anche se è giovane, e i giovani ovviamente sappiamo quanto utilizzano i social. Quando Elmas si mentalizzerà e capirà di poter essere decisivo anche dalla panchina, allora stiamo parlando di un altro giocatore, e questo è lo step che manca ad Elmas, e mi auguro che lo possa fare in breve tempo. Ti leggo qualcuno delle considerazioni che arrivano dalla chat, mi piacciono molto. Francesco L, CN24, serve Anguissan, Dombelé è un terzo quarto di lusso, ma non difende manco se piange. È vero, è un limite del calciatore. È un giocatore diverso quindi non può fare quello che gli chiede Spalletti, secondo me sì. Lo può fare, però ovviamente con Anguissà imposti in un modo la partita, con Dombelé in un altro. A me ieri non è piaciuto con Dombelé, devo dire la verità.
pochi guizzi, ho visto anche le statistiche, diversi palloni persi. Anche lui deve entrare più che in condizione, perché ormai in condizione c'è, deve entrare in quello che è il modus operandi in Italia. Qualche volta deve specchiarsi meno e sacrificarsi un po' di più, ma sono tutte crescite che poi pian piano avverranno. Anghissà, stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti in questo momento che c'è in Italia, e Ndombélé ovviamente non è a livello di Anghissà in questo momento, però ha caratteristiche diverse. Quando lo stesso Spalletti capirà come utilizzare Ndombélé si metterà più al servizio di Spalletti, allora parleremo di un giocatore che secondo me può fare tranquillamente la differenza anche a partita in corso e anche come alternativa. CN24 state cullando e crescendo un popolo di troll. Siamo nel Signore degli Anelli a un certo punto. Tu lo sapevi, siamo a Mordor in questo momento. Troll L'occhio di Sauron ce l'abbiamo. È il nostro Emanuele Bernardo. Un po' come Ndombélé pure lui. Attacca ma non torna, attacca ma non torna, il nostro Emanuele Bernardo. Altri messaggi che pure l'ha fatto malissimo, però gli hai dato 5,5. Sì, impalpabile più che altro, capisci? Non mi ha... ma incisivo. Sì, non è stato incisivo, anche nei duelli ne ha perso qualcuno di troppo, senza lode e senza infame, però mi aspetto di più e quindi... Invece non ricordo, Elmas quanto hai dato? Massa pure ho dato 5,5, 5. Per favore, andiamo a dimostrare perché ci eravamo detti che forse il ruolo del Macedone era quello, era quello della mezzala. Per questo lo dicevo, è entrato male anche lui, cioè è entrato con poca convinzione, anche lì si cerca, cioè stai vincendo 3-2, non devi cercare la gloria personale, cioè la giocata, la finta, le cose non servono in quel frangente di partita, devi entrare per altro, devi entrare al servizio della squadra, e non mi è piaciuto l'approccio di Elmas, non perché abbia fatto chissà quali errori, però devi capire il momento, devi capire che tu fai parte del Napoli, cioè non è il Napoli che gioca per Elmas, così come non è il Napoli che può giocare per Ndombélé o per Osimhen, eccetera eccetera. Devi metterti tu al servizio della squadra, perché poi rischi di perdere dei palloni che ti possono costare caro. Già venivi da questa pseudo polemica, e per me manco polemica è, devi entrare con un'altra testa in campo. È quello che manca ad Elmas, mentalizzarsi ed entrare al servizio della squadra e non cercare la gloria personale. Scusate, il jingle. Colpa di Emanuele Bernardo. Colpa di Emanuele Bernardo che continua a mandarmi jingle. Tu pensavi che non ti cantassi? E invece ti canto. Bellissima l'esultanza di Spalletti, saltare sui suoi ragazzi. Voto 6 meno a Catapano per il 5,5 a Ndombélé. Ragazzi, ieri non era sufficiente, dai, adesso ci può piacere o non piacere, bisogna analizzare la partita singola. Però addirittura il 5,5. Sì, perché ieri non mi è piaciuto Ndombélé, devo dire la verità, l'ho sempre incensato, ho detto che l'Napoli aveva fatto un gran colpo e potrà essere utilissimo. Ieri non è stato utilissimo Ndombélé, cioè non ha fatto chissà che cosa, e se vedi in una partita dove fai 0 dribbling, duelli vinti pochi, 0 passaggi chiave, in fase di copertura molto spesso bucano proprio dalla tua parte, e ragazzi, come fa a essere sufficiente una prestazione del genere, scusate? Poi non gli ho dato 4, gli ho dato 5,5. Ti chiedono anche aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Vabbè, Rachmani lo sappiamo che lo vediamo direttamente a gennaio dopo la sosta mondiale. Per Anghissà si procede a vista, nel senso che per Anghissà saranno almeno 20 giorni di stop. E poi bisogna però valutare... ho letto nelle ultime ore che c'erano dei segnali di miglioramento. Quello bisogna dei segnali di qualcuno miglioramento. addirittura esatto. Per la Roma non credo, almeno quello che mi arriva ad oggi non dovrebbe farcela assolutamente per la Roma, però dipende da come migliora il problema muscolare di Anghissà, e quindi da valutare giorno per giorno. Vedremo quello che poi sarà anche il report del Napoli. Oggi mi pare sia giornata di riposo per gli azzurri, se non vado errato, quindi poi da domani magari ci saranno ulteriori aggiornamenti. Però l'abbiamo visto, ma anche in Serie A, ragazzi, perché con i problemi muscolari non si può scherzare, cioè non si può forzare il recupero di un giocatore quando si gioca ogni 3 giorni, perché altrimenti poi la ricaduta è dietro l'angolo, soprattutto per Anghissà che già l'anno scorso qualche problemino muscolare l'ha avuto. Ma non è che ci hanno rifilato il pacco dal Tottenham? Tu l'hai preso in prestito, perché... Comunque in realtà non sarebbe un pacco. In ogni caso non sarebbe un pacco perché è soltanto in prestito. Diritto di riscatto a 30 milioni.
Ad oggi Riccardo Catapano riscatterebbe... Ad oggi è come il discorso, scusate, è come il discorso di Kvaratskhelia, è Kvaratskhelia, chiaro. cioè è troppo presto, si deve valutare a fine stagione, poi magari in questo momento ti direi no, 30 forse troppo, poi da gennaio ti fa un campionato pazzesco e diventa fondamentale, quindi 30 milioni sono pure pochi, quindi troppo presto. Vabbè, è ovvio, però se io ti dovessi chiedere di decidere oggi, Da oggi non devi decidere. 30 sono troppi. Ad oggi potrebbero essere anche troppi, sì. No, sono però- d'accordo, 30 sono però troppi è ad oggi. troppo presto per deciderlo, non lo so. E comunque Francesco L ancora una volta secondo me l'ha indovinata, perché? Perché dice Ndombele non può essere il sostituto di Anghissà, esatto, deve essere bravo. il sostituto di Zielinski. Sì, sono d'accordo con lui. E quindi dobbiamo riformulare forse il tutto. L'insostituibile in questo Napoli, proprio perché Elmas non ha caratteristiche di Anghissà, nemmeno lontanamente. Ndombele men che Perché meno. non c'è l'alternativa di Anghissà. Ndombele men che meno, quindi Anghissà ancora più difficile da sostituire rispetto a Stanley Bocca. Sì, sono d'accordo perché non c'è un giocatore con le caratteristiche di Anghissà, anzi secondo me sarà uno dei movimenti di mercato per fare il Napoli l'anno prossimo. All'altro vale però uno che ti fa le fasi in quella... Cioè è merce sempre più rara, è merce sempre più rara un centrocampista strutturato che possa fare bene la fase difensiva e che abbia anche quella propensione nella costruzione della manovra e nella fase, diciamo così, di transizione offensiva. Quindi sarà molto complicato per il Napoli andare a sostituire lo stesso Frank Zambò. Anghissà chiaramente è stato riscattato, se lo coccola ben bene adesso Luciano Spalletti dopo che è stato riscattato dal Fulham. Emanuele Bernardo, in questo momento se non siamo pronti per andare al telefono farei un cambio di scaletta, anticiperei quelli che erano gli ospiti previsti nel secondo segmento, così andiamo ad invertire, sempre se non siamo già Federico pronti. Sansone Attengo ce lo indica, a mezza. Porca miseria. Potrebbe essere quello il profilo. Forte. Quanto vale Potrebbe oggi? essere quello il profilo. Almeno un 15-20. Sì, vediamo poi che farà il Verona quest'anno. Chiaro che se poi dovesse andare a Da retrocedere... mezzo può essere un profilo, io ti metto anche Scouten del Bologna che a me piace molto come calciatore, seppur ha caratteristiche leggermente diverse, però insomma, quello poi ci pensiamo. Mi fate parlare di mercato adesso non c'è bisogno di parlare di mercato. Bobot, quando ci pagate una cena noi spettatori quotidiani? Noi? Ragazzi, arriviamo a 100.000, lasciate like alla diretta, iscrivetevi al canale e poi Emanuele Bernardo vi offre la cena. Ecco qua, perfetto. Emanuele Bernardo ha detto esatto. Voi chiedete ed Emanuele Bernardo esaudisce. Esattamente. Napoli di Spalletti mostruoso, ha una mostruosa espressività, dice Zazzaroni. Ha fatto due cose che chiaramente gli riescono benissimo in quello che è una sorta di editoriale del lunedì. Il direttore del Corriere dello Sport afferma che in queste 14 uscite di campionato il Napoli conta 42 gol, ovviamente, insomma, ripartiti 7 Kvara, da esterno, 7 Kvara, 5 Raspadori, 4 Politano, Simeone Zielinski, 7 Kvara. Io lo ridico, 7 Kvara, 3 Lozano e Anghissà, 4 gol Simeone giocando pochissimo, 2 Kim, anche questo è un numero da tenere assolutamente in grande considerazione. Tra l'altro anche Osimhen. Lozano pure si è sbloccato. Credo che abbia numeri altamente importanti, credo che Osimhen ad oggi abbia fatto un gol ogni 110 minuti. Chi? Osimhen da quando è a Napoli fa un gol ogni 140 minuti. In questa stagione mi sa che è 115-120, una roba del genere. Se andiamo a controllare tra minuti giocati e gol segnati, credo che sia un gol ogni 115 minuti, roba del genere. Anche il nigeriano. Va detto che, ripeto ancora una volta, il discorso che abbiamo fatto sempre, non è eccelso in certi fondamentali. 4 gol ogni 138 minuti. 138 minuti. 4 gol in 551. Ma sommando sia le competizioni europee che le competizioni chiaramente che la Serie A. In 2 partite un gol ogni 81 minuti, in Serie A un gol ogni 157. Soltanto ieri 30 conclusioni verso la porta di Skorupski e insomma spiegatemi come Napoli-Bologna avrebbe potuto registrare un esito diverso. Emanuele, spiegami adesso come ci stiamo muovendo in questo momento, se è un discorso tecnico, se è un discorso di inquadrature, se è un discorso di linea. Esatto, per tattici vorrei capire, anche perché poi il Napoli ne ha dati solo 3 di palloni al Bologna e non 4.
Andiamo così, in orizzontale, in verticale. Eccoci qua. Eccoci Fabrizio. Buongiorno. Sentiamo un po' di ritorno, quindi chiedo intanto al nostro regista di andare a settare il tutto. Fabrizio Ferrari di allenatore.net. Allora Fabrizio, se ti chiedessi di indossare le cuffie... Devo trovarle. Ci proviamo allora, ritorniamo con le immagini in studio. Intanto Fabrizio va a organizzarsi con delle cuffie, così riusciamo anche poi a dare un collegamento il più pulito possibile. Tore Falanga, che dite? Oggi li vale già 100 milioni? Proprio la domanda perfetta per Riccardo Catapano, che guardate che faccia fa. Mi vale già 100 milioni, può valerne pure 200 in questo momento per Vedi? me. Non lo so se li vale 100 milioni, penso di sì. Ragazzi, io su Kvaratskhelia non faccio conti, io me lo godo fin quando sarà possibile, perché lo ripeto ancora una volta, anzi continuando così noi ce lo dobbiamo solo godere e dobbiamo sperare di sfruttarlo al 100%, andando a vincere quello che tutti noi ci auguriamo il Napoli possa vincere, perché uno così, io a memoria faccio fatica a ricordarmi un giocatore del genere, cioè è veramente entusiasmante. Era da tanto tempo che non mi entusiasmavo vedendo un calciatore del Napoli, e Kvaratskhelia è così, cioè l'assist di ieri, cioè, ok, parliamo dei gol, parliamo infatti Tore, sono d'accordo con te, pure io. Dice Tore Falanga, ma sono domande fatte tanto per, è chiaro, sicuramente, no? Cioè, l'assist di ieri è qualcosa di fantascientifico, io non so dove ha fatto passare quel pallone, a parte i dribbling, ripeto, i gol, le giocate, ma l'assist di ieri, ma come ha visto Osimhen, come ha detto... Come ha fatto a capire? A me è quello che te la metto lì, vai. A me è quello che mi lascia sorpreso. Vede cose che noi umani non possiamo vedere. Corre, assist, dribbling, fantasia, abnegazione, aggressività, tenacia. Sembra un cyborg per il calcio. Ma gli occhi, cioè come se fosse fatto in laboratorio per il gioco del calcio. Non te lo so dire. Adatto in qualsiasi tipo di situazione, in qualsiasi tipo di gioco. Ma poi tra virgolette senza emozione, cioè ha uno sguardo sempre concentrato, sempre affamato, sempre cattivo, mi fa impazzire proprio questo atteggiamento a parte dei calciatori. Poi l'errore ci sta anche qualche volta, stiamo parlando di un qualcosa di non umano, che già non è, però complimenti al Napoli, complimenti a Giuntoli, complimenti a Micheli, complimenti a chi adesso sì, però siamo pronti per andare da Fabrizio Ferrari. Direttore, buongiorno, ci senti? Vi sento bene, voi mi sentite bene? Sì, ti sentiamo. Perfetto, no, sentivo quello che stavate dicendo. Direttore, abbiamo delle domande per te. Prego. La prima. Ndombélé può fare il sostituto di Anghissà? Sì, no, perché? Ma visto, io collaboro anche con il Daily Mail, che è il primo quotidiano inglese, e leggevo qualche settimana fa che qualcuno diceva che Conte l'aveva scartato, come se Giuntoli l'avesse preso così, si fosse fatto, fra virgolette, fregare. Secondo me, diciamo, sotto la cura di Luciano Spalletti, Ndombélé è già cresciuto rispetto a quando è arrivato e può crescere ancora di più. Cioè, se andiamo a vedere Anghissà l'anno scorso, di cui si intuiva l'importanza, ma non tutti la capivano, la stanno capendo molto di più quest'anno. Mi ricordo che avevo avuto anche, prima parlavate del direttore del Corriere dello Sport, in trasmissione a Tiki Taka avevo detto appunto dell'importanza di Anghissà, che secondo lui probabilmente era un giocatore sostituibile, insomma, che per esempio per me era mancato in delle partite determinanti come contro la Fiorentina lo scorso anno, così come Di Lorenzo. Secondo me Ndombélé può arrivare a essere il sostituto di Anghissà, però è come Juan Jesus, se viene a mancare Rachmani, cioè lui fa il suo, però non è Rachmani. È come quando l'altro anno magari mancava Koulibaly. Ci sono dei sostituti che sì, possono far bene come i titolari, però non saranno mai come i titolari. Ecco. Secondo me lui è sulla strada giusta. Ieri non mi ha fatto impazzire per certe cose, per altre invece sì. Però l'osservazione è che questo Napoli secondo me è stato fatto in maniera più completa dell'anno scorso, e la cosa straordinaria è che spende 10 milioni in meno netti rispetto all'anno scorso,
per cui hai una rosa di attaccanti che hanno tutti delle caratteristiche interessanti, quindi Raspadori è un giocatore che viene incontro, che gioca la palla e che è bravo nei cross in area sulle palle basse. Osimhen invece è un giocatore, un contropiedista che è bravo a prendere i cross sulle palle alte in aria. Simeone è uno che attacca bene la profondità, è uno che riempie l'area, che è importante, è feroce nell'area di rigore, quindi a seconda delle situazioni tu hai un giocatore che ti può far comodo, e te l'ha dimostrato Simeone nelle partite con il Milan o contro il Liverpool quando è stato chiamato in causa, o con l'Ajax o con la Cremonese, ecco. Per cui anche ieri, parlando con qualche collega, diceva sì, però Simeone è una terza punta. Io non credo sia una terza punta, nel senso che i tre attaccanti, a seconda della partita che devi fare, a seconda della situazione in cui si mette la partita, possono essere tutti utili. Quindi magari in Ndombele ci saranno dei momenti della partita che sarà più utile di Anguissa. Sì, io resto sugli attaccanti. Abbiamo parlato di Osimhen, abbiamo parlato di Raspadori. Contro il Bologna c'è stata la staffetta a metà tempo con l'ingresso di Osimhen proprio al posto di Raspadori. Questo Napoli come può sostenere eventualmente una convivenza magari dal primo minuto di Osimhen e Raspadori? Perché i tifosi sono incuriositi anche dal vedere questo tandem. Si può fare, però il problema è chiaramente che Raspadori è un giocatore che ti può aiutare nella fase di non possesso, per cui rispetto all'anno scorso, quando tu facevi entrare magari Mertens in un 4-2-3-1, facevi più fatica, perché chiaramente lui poteva giocare soltanto da punta, e molte volte dicevano come mai non faceva giocare Mertens insieme a Osimhen Spalletti. Non è che Spalletti è un pazzo. Cioè, stiamo parlando di un allenatore che a livello europeo ha eliminato il Real Madrid, ha eliminato il Lione quando vinceva 7 campionati di Francia, meglio di quello che sta facendo il Paris Saint-Germain. Per cui quando fa delle scelte sono sempre oculate. Se andiamo a vedere, quando lui ha sostituito Kvaratskhelia tenendo Raspadori in campo, con lo Spezia ha segnato. Ieri ha fatto entrare Lozano e Osimhen e sono stati i match winner alla fine, insomma, della partita. Non fa mai delle scelte casuali. Possono sembrare casuali dall'esterno perché anche noi giornalisti, prima di tutto, non viviamo la settimana, non sappiamo quello che succede, non sappiamo le condizioni dei giocatori cioè non sappiamo quello che viene provato in allenamento. Però l'allenatore che allena da decine d'anni e che fa queste cose e lo fa di professione, difficilmente sbaglia, ecco, nelle sue scelte. Anche se vogliamo andare anche per quelle che sono state le scelte del passato con Icardi e Totti, un particolare che molta gente ha dimenticato, perché l'altro anno quando sentivo adesso Spalletti tratterà Insigne come ha fatto con Totti e Icardi. Allora, per quanto riguarda Icardi c'è un particolare. L'Inter si gioca la qualificazione alla Champions League, che era comunque difficile perché aveva una rosa di 21 giocatori. Le altre 3 squadre del girone ne avevano 24, perché l'Inter era penalizzata dal fair play finanziario. A parte il fatto che l'Inter è tornata a fare la Champions grazie a Spalletti dopo 6 anni. Nella partita col PSV, la domenica c'era il Super Classico a Madrid. Molti giocatori avevano chiesto la possibilità di andare a vedere la partita. Si sarebbe giocato col PSV il martedì. E chiaramente Spalletti aveva sconsigliato di fare questa cosa perché a 48 ore prima della partita cioè non era il caso. Icardi andò nonostante, diciamo, questo suggerimento. Secondo me era un suggerimento, ma era qualcosa di più. Chiaramente dopo, se c'è un giocatore che fa il contrario di quello che fanno gli altri compagni, cioè l'allenatore che cosa deve fare? Deve farlo giocare per forza perché è uno dei più bravi? Chiaramente ci sono delle regole e vanno rispettate. E questa è una delle tante cose che sono successe, di cui si è parlato meno. Per quanto riguarda Totti, invece, secondo me era anche un problema di età. In quella Roma lì c'erano Dzeko, Salah, El Shaarawy, tutti i giocatori che hanno continuato a giocare anche dopo che Totti ha smesso. Totti aveva 39-40 anni, poteva essere un giocatore utile nei minuti finali, ma non era più quel giocatore che ti aiutava in tutte le fasi della partita, quindi anche la fase di un possesso.
Per quanto riguarda Meret, cosa possiamo aggiungere, Fabrizio? Ma io già qualche settimana fa ho detto tutto positivo, però io su Meret qualche dubbio ce l'ho, anche sul fatto che su Sirigu come secondo, perché Sirigu per esempio me lo ricordo anche quando era a Torino, che lo vedevo meno sicuro sulle palle alte, nell'area piccola. Mi ricordo un derby contro il Torino in cui la Juventus nei minuti finali, il Torino aveva fatto una partita praticamente perfetta e segnò 2 gol su cross nell'area piccola con Sirigu che era piantato sulla riga di porta. Però tornando a Meret secondo me qualche difettuccio ancora deve correggerlo, ecco. Poi per carità è migliorato, ecco, però ti fa paura pensando a quello che è successo a Empoli e quello che è successo ieri. Se noi pensiamo a Buffon soltanto a fine carriera ha avuto delle defiance così. Difatti ero, diciamo, come posso dire, sorpreso anche del fatto che magari in queste prime 12-13 stiamo mirando partite troppo in alto, nel senso che Fabrizio, no, esistono le mezze misure. Meret forse non sarà mai Buffon, però non sarà nemmeno un portiere da terza categoria. No, per carità, però cioè, visto che si parlava come l'erede della porta di Buffon per la nazionale, io ho fatto un paragone del genere. Questo si diceva quando arrivò a Napoli, chiaramente. Però è chiaro che è un giocatore che deve imparare determinate cose e ha ancora del tempo. Però, voglio dire, un errore ci può stare, per carità. Però forse, se la partita fosse andata in maniera diversa, sappiamo che a Napoli saremmo a commentare i 2 punti persi per un errore di Meret. Vogliamo dire il contrario? Ultima considerazione, visto che come dire, conosci Spalletti forse meglio di chiunque altro, per quello che è anche il tuo vissuto con lui, è la versione migliore di Luciano Spalletti, è il mister Spalletti migliore della sua carriera oggi. Ma secondo me cioè insieme al periodo, all'ultimo anno alla Roma, in cui lui stabilì il record di punti alla Roma, questa è una stagione che potrebbe assomigliargli molto. Stavo dicendo prima, in quella stagione permise a Dzeko di segnare 39 gol, 29 in campionato, la miglior stagione di Dzeko nella sua carriera. Tanto che io vedendolo giocare negli ultimi anni mi sono detto cosa avrebbe potuto fare, quanto avrebbe potuto segnare con Spalletti in questi ultimi anni. Secondo me molto di più. Lo stesso Salah a Marca ha dichiarato che grazie a Spalletti, se lui è diventato un attaccante di livello internazionale che vede la porta e che prova a cercare comunque la rete. Tant'è vero che determinate esercitazioni che lui faceva al campo le aveva riprodotte anche nel giardino di casa, proprio perché lui aveva capito che poteva crescere sotto quel punto di vista. E comunque Nainggolan, Rudiger, Emerson Palmieri, sono tutti giocatori che ha valorizzato l'allenatore, e arrivando appunto a fare 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta nelle ultime 11 partite. Quindi quando sento dire Spalletti sì, ma nei finali di campionato, io forse andrei a vedere anche quello che ha fatto in passato e non magari quello che è successo all'Inter negli ultimi 2 anni, anche perché poi nell'Inter bisognerebbe analizzare anche tutto quello che è successo durante la stagione. Quindi mi riferisco alla situazione con Icardi di cui parlavo prima. Chiaramente c'era uno spogliatoio che non era molto in linea con il giocatore, a cui era stata tolta la fascia da capitano, perché evidentemente lo spogliatoio non lo riconosceva più come tale. Effettivamente è sempre un misto, diciamo così, come dire, il momento di allenatore viene definito da una miriade di fattori sui quali si può incidere con una valenza diversa per ognuno di loro. Riccardo, se non abbiamo altre domande salutiamo Fabrizio. Assolutamente sì, e ringraziamolo ancora una volta per essere stato con noi quest'oggi. È sempre un piacere stare con te, Fabrizio. Piacere mio. Io volevo fare anche si fanno sempre i complimenti a Spalletti, a Giuntoli, qualcuna De Laurentiis, qualche tifoso no. Però la figura di Chiavelli secondo me nessuno ce li fa mai a noi, bravo. Dice, no, però dico, la figura di Chiavelli è una figura importante secondo me, perché è stato lui praticamente a contattare Giuntoli e a portarlo a Napoli, e secondo me Giuntoli lo sta dimostrando con le scelte di Kvaratskhelia, di Kim
del mercato che è stato fatto con Raspadori, che è un signor direttore sportivo e che quindi i meriti alle volte si danno soltanto agli allenatori, per cui c'è uno staff dietro, al direttore sportivo, e invece ci sono delle figure che magari sono dietro alle quinte e di cui si parla meno. Grazie mille Fabrizio, buona giornata, un abbraccio, a presto. Un abbraccio a voi. Grazie a Fabrizio Ferrari. Leggiamo le parole di Roberto Calenda a Radio Kiss Kiss. Victor vuole continuare la sua esperienza a Napoli, ma il mercato è dinamico. Si sente però di aggiungere una cosa. Andiamo a leggere nel dettaglio. Futuro Osimhen, ho esperienza e faccio questo mestiere da tantissimi anni. So come funziona la comunicazione. Non lo scopriamo adesso che è attenzionato da tanti club, ma le cose si fanno in tre. Parlo poche volte, sono stato chiaro quest'estate, l'ho detto e qualcuno l'ha seguito, ma altri hanno preso una cantonata sulla partenza. Victor vuole continuare con il Napoli, giocare alla Champions con il Napoli, ha un contratto lungo, il mercato è dinamico, ma la volontà è continuare sperando con ottimi risultati. Ricordiamoci poi che Juan Jesus è assistito sempre da Roberto Calenda, sta dimostrando tutto il suo valore, ogni qualvolta viene chiamato in causa si trova bene con tutti i compagni di reparto e riesce a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Riccardo Catapano, tu stesso ci raccontavi di come è un leader praticamente sempre all'interno dello spogliatoio, lo stesso Juan Jesus. Sì, assolutamente, l'abbiamo ripetuto più volte anche settimana scorsa ed la realtà è questa. Spalletti si fida ciecamente di lui, idem i compagni, e Juan Jesus è uno dei leader di questa squadra, anche se prima dell'infortunio di Rachmani giocava poco. Certo, se inizia a fare anche gol quando è chiamato in causa, male non fa per il buon Juan Jesus. Al Napoli servivano questi uomini all'interno dello spogliatoio, senza andare a toccare quello che c'era prima e riaprire la polemica. Ne ha parlato anche Spalletti ieri ancora una volta, ha detto non è che prima lo spogliatoio fosse chissà che cosa, c'erano dei totem all'interno dello spogliatoio e molto spesso durante una partita credevi e speravi che fossero quei giocatori a risolverti la partita, i Mertens, gli Insigne, i Koulibaly. Adesso sono tutti più responsabili perché la figura di riferimento alla Koulibaly, all'Insigne anche in campo non c'è e tutti si sentono in diritto di poter dare qualcosina in più in mezzo al campo, quindi la differenza è solo ed esclusivamente questa. E Juan Jesus in questo momento è uno dei leader spirituali, mettiamola così, anzi è il leader spirituale di questa squadra. Osimhen, sono d'accordo con quanto dice Calenda, in questo momento è ovvio che pensi al Napoli, a far bene nel Napoli, ma al tempo stesso credo che dica una mezza frase, no? Quando dice vuole restare, nel senso che sappiamo bene che Osimhen nella sua carriera, ma l'ha detto lui stesso, non immagina Napoli come la sua piazza di arrivo. Victor Osimhen immagina Napoli come una piazza che possa portarlo ad arrivare non so, in Premier League, no? Lo stesso Makatuba quante volte ci ha detto ragazzi, io so che il sogno da bambino di Victor è giocare in Premier League, quindi magari non dovesse essere la fine dell'anno prossimo, speriamo anche con un qualche risultato importante conquistato, ma probabilmente nel futuro del calciatore nigeriano, per stessa volontà del calciatore nigeriano, c'è giocare in una big europea, possibilmente di Premier League. Intanto ti do due aggiornamenti, uno me lo riporta Emanuele Bernardo. Vedi, abbiamo settimana scorsa parlato di quello che era successo in Napoli-Ajax per quanto riguarda il settore disabili, con l'impossibilità di assistere alla partita. Il Napoli ha contattato Antonio, il papà di Antonio, per risolvere, diciamo così, la questione. Adesso proveremo a capire che cosa il Napoli dirà ai ragazzi, però vedi, Calcio Napoli 24 per il sociale è arrivato questa volta. Ci auguriamo che dopo aver parlato con il comune, per voce di Nino Simeone, il Napoli ha contattato anche coloro che purtroppo sono stati defraudati della possibilità di vedere la partita come dovrebbe essere. Ci auguriamo che sia stato un unicum e che dalla prossima la Società Sportiva Calcio Napoli prenda i doverosi accorgimenti per permettere a tutti senza distinzione di poter vedere la partita. Questo ci fa assolutamente molto molto piacere, una piccola vittoria anche da parte di
di Calcio Napoli 24. Poi, se da un lato questa è una notizia sicuramente positiva, ce n'è un'altra che potrebbe essere meno positiva, caro Vincenzo, perché l'anno prossimo la Coppa d'Asia si giocherà in Qatar. Quindi Kim... Aspetta, si giocherà in Qatar. Scusa, si gioca in inverno, quindi. Teoricamente si doveva giocare a giugno, che solitamente si gioca a giugno. Ecco, fa troppo caldo in Qatar certo. a giugno. Quindi si gioca di nuovo in inverno. Sì, che la Coppa d'Asia l'anno prossimo si giocherà nuovamente in inverno in Qatar e quindi Kim potrebbe perdere qualche partita. Quanti problemi porta sto Qatar? Ancora ha rotto proprio le scatole sto Qatar. Assolutamente. Già non c'è l'Italia, poi a maggior ragione di più. E quindi probabilmente, ce lo riportano dei colleghi coreani in tutto ciò, potrebbe giocarsi nel dicembre del 2023, mentre era stata schedulata per il giugno del 2023, potrebbe essere anticipata, visto che fa troppo caldo in Qatar. Ma dico io, ma perché andate a giocare in Qatar? No? E quindi a dicembre del 2023, e questo potrebbe portare sicuramente Kim eventualmente a perdere qualche partita l'anno prossimo. Andiamo di nuovo al telefono dove è già in linea l'agente Tommaso Mandato. Ciao Tommaso, come stai? Ciao Tommy. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno. Tommaso, credo che per strada, insomma, ovunque tu vada, non puoi essere accolto con un Igen Napoli, perché chiaramente è un Napoli di quelli che davvero fanno strabuzzare gli occhi. 10 vittorie di fila non era mai successo prima d'ora. Ti chiedo quindi qui di farci partecipi non solo di quelle che sono chiaramente le tue speranze, le tue soddisfazioni, ma anche aiutarci a scorgere quelli che devono essere insomma elementi sui quali puntare la nostra attenzione e che magari abbisognano, non lo so, parlo del turnover, parlo di quella che potrebbe essere una fatica da gestire, magari il fatto che manchi un sostituto vero di Anghissà. Ma è chiaro che innanzitutto è una grande soddisfazione sentire ovunque il Napoli, perché era da un po' di tempo insomma, che avevamo perso questa abitudine, ma questa consapevolezza che questa volta insomma la squadra sembra, e usare il condizionale è d'obbligo, sembra davvero molto molto forte e ben preparata per ottenere dei grandi risultati. E proprio per questo diciamo che finora è stata perfetta. In queste ultime 10 partite hanno trovato i sincronismi unici, delle situazioni che chiaramente hanno reso una rosa molto omogenea, cioè veramente credo che quando Spalletti parli di titolari che entrano nel secondo tempo siamo proprio nel caso specifico, quindi non vedo questa grande differenza, anzi la panchina lunga di quest'anno sta dando i frutti perché ti dà la possibilità nei momenti in cui gli altri calano, vedi anche il Bologna, calano sotto il profilo, inevitabilmente sotto il profilo atletico, tu hai la possibilità insomma, di mettere dentro gente fresca che ha lo stesso, più o meno lo stesso valore di quelli che sono usciti. E quindi chiaramente siamo nella giusta, nella fortunata situazione di non dover pensare a qualcosa di negativo perché è difficile trovarlo. L'unica cosa che chiaramente al limite possiamo andare a individuare è proprio la gestione del gruppo che finora è stata eccellente da parte di Spalletti perché chiaramente gli impegni sono notevoli, anche se dico è un anno anomalo ma nello stesso tempo è una stagione particolarmente, potrebbe essere particolarmente fortunata per noi perché è chiaro che questo grosso sforzo finale che ci sarà fino alla sosta è limitato nel tempo, poi dopo avrai tutto il tempo per poter recuperare eventualmente infortuni, eventualmente situazioni, giocatori che stanno un attimino in affanno e nello stesso tempo poi avrai il tempo anche di prendere eventualmente qualche piccolo ritocco se dovesse essere necessario. Tommy, te la faccio semplice, mi dai un tuo giudizio su Kvaratskhelia a questo punto, perché insomma qua c'è chi dice ma già li vale 100 milioni, ma è il calciatore più forte dopo Maradona, l'impatto eccetera, io resto a quello che ci ha fatto vedere in queste, quante sono 14 giornate, mi dai il tuo giudizio su Kvaratskhelia? È veramente inimmaginabile da parte di chiunque, insomma, conoscesse o non conoscesse questo ragazzo di quello che sta facendo. È chiaro che quello che impressiona è la naturalezza. Io spero tanto che questa libertà mentale, questo fatto di voler giocare come se stessi giocando praticamente nel cortile di casa con gli amici
ma domenica mattina non gli passa assolutamente, perché ha delle grandissime doti tecniche, per cui se la mente è libera ti dà la possibilità anche chiaramente di tentarle quelle doti tecniche e quei colpi, e lui lo sta facendo. A questo abbinato, secondo me, una grande forza fisica. Oggi nel calcio italiano non è semplice da trovare. Il fatto di fare quei continui scatti e riscatti, ripartenze, spaccare praticamente le difese è un valore aggiunto, perché ormai si è arrivati al punto che prima o poi insomma qualcosa succede da quella parte, e quindi dare una valutazione, a parte dare una valutazione economica in questo momento, è impossibile, perché proporzionato a quello insomma è stato il suo acquisto, credo che veramente possa essere uno dei più grandi affari che ci possono essere stati nel calcio, ma non ci voglio nemmeno pensare, per cui un valore e una valutazione secondo me va data sotto il profilo di giocatore, di ragazzo che sembra, sempre all'apparenza, perché chiaramente sembra un bravissimo ragazzo, e come calciatore in questo momento non dico che da 10, ma da un 9 pieno su tutti gli aspetti. Su Meret invece, che idea ti sei fatto? Dopo questa che è stata chiaramente una brutta papera, io non penso sia il caso di focalizzarci troppo. Succede a chiunque, non succedeva a Buffon, ma lui ha scritto la storia del calcio e probabilmente meritava un pallone d'oro. Non è il portiere della nazionale Meret, visto che ha davanti, e forse ce l'avrà sempre, Gigio Donnarumma, ma da qui a dire che non è il portiere giusto per questo Napoli mi sembra un po' eccessivo. Assolutamente sì, io adesso da Meret mi aspetto una grande partita domenica a Roma, perché è chiaro ecco, che adesso sì, adesso è il momento di dimostrare che tutto quello che è stato detto in passato era carta straccia, perché è il momento di far capire a tutti che è chiaro, si può cadere, ma dopo si ha la forza di reagire. No, ma infatti è proprio quello che ti dicevo, praticamente quello che è successo non è un problema, perché poi alla fine il risultato è positivo, per cui ci puoi sicuramente passare sopra. Il problema più grande, adesso mi aspetto una grande partita a Roma, perché queste giornate storte o questi episodi storti li hanno avuti i più grandi portieri di tutte le epoche, quindi non è una novità e non sarà mai una novità, può essere un ciuffo d'erba, insomma una valutazione diciamo non esatto di quello che può essere una traiettoria di un tiro e così via, ma quello ci sta. Quello che adesso invece voglio e vorrei, e può essere la vera consacrazione, che c'è una reazione chiaramente a tutto questo, e il ragazzo domenica sia tranquillo, continua a fare quello che ha fatto finora. Insomma, chiaramente questo non mi preoccupa adesso, non mi preoccupa all'indomani. Voglio vedere un attimo la reazione e capire se effettivamente ha capito, è cresciuto sotto questo profilo, che è uno dei forse dei lati deboli che ha dimostrato finora. Tutto chiaro. Grazie mille Tommy per essere stato oggi qui con noi, un grande abbraccio. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Grazie. Ciao. Grazie a Tommaso Mandato. Allora, no ragazzi, però per favore non offendiamo colleghi inutilmente, perché vi dobbiamo bannare, perché vi dobbiamo censurare? Linguaggio corretto, e vi possiamo anche leggere, e siamo felici di leggervi, e siamo felici di sapere che state qui con noi, però se dobbiamo passare a delle offese gratuite, il nostro Emanuele Bernardo va a tagliare e purtroppo poi ci dobbiamo salutare. Signori, fatti chiari, amicizia lunga, questo è il discorso. Fra i tanti dati da record, prima di ascoltare Coach Buscaglia volevo leggere anche questa notizia, ce n'è uno che rende più di tutti la forza del gruppo. E qual è? Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. 7 uomini in gol entrando dalla panchina. Nessuno vanta questi numeri nei maggiori campionati del vecchio continente. Se aggiungete le 5 reti dalla panca anche in Champions, capirete perché la banda Spalletti è difficilmente arginabile e continua alla media favolosa di ben 3 centri a partita. Alla fine aveva ragione Cristiano Giuntoli. Questo è un organico che permette evidentemente, per ampiezza, per caratteristiche, anche che arrivino 7 uomini in gol dalla panchina. Ragazzi, ma le statistiche Signori, noi non vogliamo essere ripetitivi, però complimenti a Giuntoli pure stavolta. Che dobbiamo fare? Se l'è meritato. Stavolta c'è poco da fare, cari miei. Bisogna criticare quando si deve criticare, bisogna elogiare, questo è il caso. Insomma, costruito una gran squadra il direttore sportivo del Napoli e in generale. Poi quando si parla di Giuntoli, ragazzi, facciamo sempre il solito errore
parlare solo di Giugno, c'è tutto uno staff di osservatori con Micheli, Mantovani, ma così quando parliamo di Spalletti non c'è solo Spalletti, c'è tutto lo staff di Spalletti, quindi quest'anno si sta remando nella stessa direzione e quando si rema nella stessa direzione i risultati arrivano. Poi siamo sempre all'inizio, si andrà step by step, la prossima è complicatissima all'Olimpico contro la Roma, ma fino a questo momento insomma che cosa si può fare se non fare applausi a questo Napoli, tutti in piedi sul divano come dice Guido Meda ad applaudire il Napoli perché è così, questo Napoli ci fa sobbalzare dal divano, fortunatamente in accezione positiva e non negativa come in passato. C'è il basket? Parliamo anche di basket. Perché, mi dici qualcosa? Che ieri abbiamo vinto. Perché ieri è arrivata e qui voglio usare anche il plurale, nonostante io non abbia visto la partita, nonostante non lavori per Buscaglia, voglio usare il plurale, perché mi piace che il Napoli vinca. Mentre seguivo Spalletti al post partita del Napoli, con avevo l'altro monitor, vedevo la partita, è arrivata la prima vittoria della Gevi in campionato, battuta Reggio Emilia ieri al Pala Barbuto. Una gara condotta all'inizio e alla fine alla squadra di Buscaglia contro una formazione forte che seppur non sta vivendo un grandissimo momento di forma, tornato Howard subito decisivo, top scorer Giacory Williams per gli azzurri, quindi prima vittoria per gli uomini di Buscaglia che sono partiti fortissimi, poi hanno subito un po' il rientro di Reggio Emilia, fortunatamente poi alla fine soprattutto le seconde linee, le cosiddette forza dalla panchina con Zerini, con Uglietti, lo stesso Howard, insomma hanno fatto sì che Napoli vincesse la prima gara, quindi dopo le 2 sconfitte d'esordio gli azzurri salgono a quota 2 punti in classifica. In questo momento in classifica ci sono Scafati e Trieste ancora a secco di punti, ovviamente soddisfatto lo stesso coach Buscaglia che ha analizzato quello che comunque continua ad essere un processo di crescita della Gevi Napoli Basket. Ancora c'è da trovare l'amalgama per gli azzurri, soprattutto in quello che è il backcourt con lo stesso Stewart o Johnson che ieri magari non sono stati molto appariscenti, però fatto sta, vince il Napoli, vince anche la Gevi, anzi ieri c'era anche un bel pubblico al palazzetto, immagino che qualcuno di voi, anche se qualcuno ieri ha fatto il bis, è stato prima al Maradona e poi al Palabarbuto, ce lo scrivesse. Chi non l'ha fatto vi invito a farlo per il futuro, perché è sempre un grande spettacolo andare a vedere la palla a spicchi o spigoli, come dice il nostro Emanuele Bernardo, e soprattutto poi quando arrivano anche le doppie vittorie non può che essere un piacere. A questo punto vittoria del Napoli, vittoria della Gevi. Andiamo a sentire proprio coach Buscaglia e Max Benetti, che è l'allenatore di Reggio Emilia. Andiamo a sentirli, va. Stavo guardando un attimo una cosa che era il controllo dei rimbalzi, che era una roba molto importante oggi, quindi per noi prenderne comunque qualcuno in più è sempre importante. Seconda cosa, il discorso delle palle perse, perché noi abbiamo avuto un controllo della palla importante nelle prime partite, anche se abbiamo perso, quindi bisogna mantenersi sotto soglia, lo stavo guardando. A proposito della partita, sono contento, siamo contenti della vittoria. Una vittoria fa contenti, soprattutto dopo 2 sconfitte, soprattutto quando è la prima. Siamo contenti perché era anche il tempo giusto, dopo le prime 2, che hanno vissuto 2 andamenti di un certo tipo, dove c'erano cose buone e cose sulle quali lavorare. Abbiamo quasi messo insieme le 2 partite, quindi questa qui per noi era molto importante dal punto di vista della vittoria. Credo si sia anche visto nella tensione sportiva che tutti avevano. Secondo me abbiamo fatto, rispetto alle prime 2 partite, al commento che ho fatto nelle prime 2 partite, siamo riusciti nel momento in cui hanno recuperato, perché siamo stati bravi ad andare avanti e abbiamo messo la partita su dei buoni binari. Questo è indubbio. I 26 punti del primo tempo, i 12 del secondo quarto per noi sono molto importanti. Tenere le squadre sotto i 70 non è facile, soprattutto con squadre così brave, ma è molto importante. L'abbiamo incanalata quando, ed è normale anche perché ci sono squadre forti, ci hanno recuperato fino almeno 4, li abbiamo ridistanziati, cosa che è il passo in più, a mio avviso, rispetto alle prime partite. Con calma, con interruzioni, con giocate, anche buone giocate che non sono andate a frutto, siamo riusciti a rimandarli indietro, cosa molto importante, grazie al fatto che la difesa
stavolta non ha ceduto, diciamo così, o comunque non ha fatto un piccolo passo indietro perché non facevamo canestro, ma ha tenuto. Sotto questo aspetto, a parte le sbavature e la bravura degli altri, o alcune situazioni in cui abbiamo fatto fatica, grazie al team e grazie alla presenza di alcune situazioni molto importanti, dalla pressione della palla fino alla Gravanis, che ha fatto una partita in difesa clamorosa. La Gravanis in difesa dietro è stato bravissimo. Lo sottolineo perché non è stato bene durante la settimana, lo sottolineo perché non è stato bene. E ha fatto una partita importante, lo sottolineo perché è un ragazzo che è qui momentaneamente e queste partite qua sono indice di grandissimo livello mentale. Claudio, coach, da un punto di vista mentale hai detto tutto, una squadra che anche la scorsa stagione comunque quando subiva dei parziali tendeva a busciarsi chiaramente. Quando? Le mie partite? Qualche volta quando la squadra subiva dei break. Ma le mie partite? Anche nelle sue partite. Ok, no, basta che parliamo delle mie partite. Ok, perfetto. Chiaramente del gioco di campo. Sì, no, va bene. Oggi, chiaramente, dal punto di vista mentale, tanta compattezza. Da un punto di vista della manovra offensiva, fluidità nei movimenti. Nel primo tempo, che 40 punti, a prescindere dai punti, dalle istruzioni, comunque un gioco che sembra delinearsi sempre di più, probabilmente anche grazie alle rotazioni, chiaramente Sì, oggi eravamo per la prima volta tutti e quindi bisogna anche trovare la giusta, no? Però più che allora, nel riavere tutti insieme in campo, la questione che tu adesso sottolinei, quindi offensiva, può essere migliorata attraverso anche una più attenta gerarchizzazione della manovra, cioè nel senso che noi oggi siamo andati dove dovevamo andare ma non sempre. E qualche azione è stata anche pulita e poi è uscita la palla, l'abbiamo persa, quindi nel momento in cui riusciamo ad avere quel piccolo controllo maggiore della palla, per noi 75, 78, 80 punti, cioè, dobbiamo pensare a dietro. Giannetti. Ciao. Ciao. Come si cura, come si mette a posto, non solo questo up and down della squadra, in qualche momento si ferma, no? Però oggi secondo me è molto meno up and down, Cioè, oggi c'è lo stare dietro e tenere lo 0-0 per un attimo, intanto non subiamo gol. Poi volevo dire che anche mi è sembrato che anche con il gioco inserito, della partita, la difesa quello è il livello che dobbiamo mantenere, perché nel momento in cui siamo offensivi o magari troviamo un protagonista che può essere, nella mia idea, sempre uno diverso, ma comunque Jordan Arnold lo può essere, Johnson lo può essere, Micenò ha attaccato molto bene le sue situazioni di palla, dietro Uglietti e Gerini ci hanno dato una mano, ma la sottolineiamo di Agravanis per quello, avevamo un terzetto che manteneva solida la difesa. Per quello dico che secondo me occhio a non confondere la rimonta che hanno fatto con l'up and down, nel senso che noi abbiamo fatto degli errori, però noi siamo stati nella partita attacco e difesa, abbiamo solo cercato di mantenere basso il momento del break, cioè a un certo punto se non sei prolifico comunque è meglio 6-4, 4-3, 8-2 che 20-10, capito? Questo abbiamo cercato di fare perché è una cosa che dobbiamo allenare, che vuol dire non essere sempre figli di quello che l'attacco produce. Ti ricordi quando ha sbagliato da sotto? Un tiro facile, tornato indietro, preso sfondo, 0-0, perfetto. Cioè, bisogna avere quel tipo di atteggiamento alle volte durante la partita. Una parola chiave rispetto alla questa convinzione è la felicità, che anche oggi comunque non si sono fatti dei errori anche segnali. No, anzi, prima parlavamo in ufficio con Bolognesi di quando abbiamo giocato la palla dentro fuori tra Zerini e Agravanis, dopo il cambio, palla dentro, palla fuori, palla dentro e poi l'extra pass, cioè siamo andati, poi alle volte puoi segnare no, però ci siamo andati. Possiamo fare un pochino meglio, perché nel momento in cui hanno alzato quel tipo di pressione sulla palla probabilmente
una maggiore distribuzione dei passaggi poteva aiutarci, però onestamente cioè, questo che dico ora è il passo successivo alla terza giornata dopo 2 sconfitte, perché oggi a un certo punto la squadra si è compattata, ha pensato dobbiamo vincere, vogliamo vincere, quindi dobbiamo saper giocare un momentaccio, e i momentacci durante la partita di pallacanestro ci sono, quelli difficili, brutti, che la palla cioè time out, cioè esistono, non è sempre tutto fantastico, bisogna saper giocare quei momenti lì. Ok, grazie ragazzi, grazie coach. Grazie a voi. Erano queste le parole di coach Buscaglia che ci hanno accompagnato anche alla conclusione di Calcio Napoli 24 Live. Cosa aggiungere, Riccardo? Giusto così, in sintesi. Presentiamo anche la prossima, come si faceva un tempo sui quotidiani. Si iniziava l'articolo dalla partita precedente, si raccontava la gara poi che era successa. Io lo faccio tuttora. E si conclude, è vero, lo fa ancora tuttora. Io lo faccio anche E tuttora. si conclude con quella successiva. Esattamente, con Napoli che sarà impegnata a Pesaro nella prossima giornata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che viene che ha vinto 2 partite su 3, a 4 punti in classifica in questo momento, quindi sarà altra trasferta ostica per la squadra di Buscaglia, che però sta comunque mostrando segnali, non dico di ripresa perché non c'è nulla da riprendere, ma di coesione importanti, di amalgama che ancora mancava. E quindi che stai facendo? Emanuele Bernardo che sta provando a parlare in diretta senza autorizzazione, ma che vuoi? Che cos'è che a un certo punto apre il microfono? Salvio, editore, prendiamo dei provvedimenti. No, bisogna prendere dei provvedimenti, veramente. Quando gli abbiamo chiesto di intervenire fa il timido e non viene, adesso si inserisce. Adesso se hai il coraggio ripeti quello che hai detto. No, Ripeti. è galvanizzato dal fantacalcio, ha fatto i primi punti a fantacalcio. Quindi. Ripeti se hai il coraggio. Ha fatto i primi punti a fantacalcio, per questo è galvanizzato. Ci sentiamo al filo diretto, allora dice Raffa Balzano. Ma Raffa Balzano c'ha la maglia del Bologna in questa foto. Ma come? Raffa, che hai la maglia del Bologna? Ma che è la maglia del Bologna? No, non si clicca no, qua. non Vabbè. è la maglia del Bologna. No. Comunque ha detto ci sentiamo al filo diretto, quindi immagino che ci sia alle 16. Alessandro quest'oggi, okay. Con Alessandro Marrazzo alle 16, filo diretto, alle 16 alle 17, non mancate, ovviamente si parlerà ancora tanto di Napoli-Bologna, ma non solo, quindi ragazzi restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate anche un bel like alla diretta e più tardi alle 16 torna Alessandro Marrazzo con il filo diretto. Noi invece ci troviamo. Quando torni tu? Domani per Calcio Napoli 24 live, come sempre con Vincenzo Credendino. Ringraziamo anche Claudio Russo all'ufficio stampa. Ma Emanuele Bernardo torna? Io vorrei il viaggio Barone a questo punto. Proprio, non si può chiedere il viaggio Barone. Ecco, vedi, Bob scrive non sono sfiduciato, io sì, sono molto sfiduciato in questo momento. Da Emanuele Bernardo sono sfiduciatissimo. Salutiamo il nostro amico Biagio, ovviamente ringraziamo Emanuele Bernardo, il nostro regista e coordinatore giornalistico, oltre che grafico, gli appuntamenti del pomeriggio, scenografo pure, anche scenografo, tecnico luci e anche quello che va alla posta, il caffè, fa tutto, il factotum vero. Di Calcio Napoli 24 Emanuele Bernardo, appuntamenti del pomeriggio ve li abbiamo ricordati. Domani ritorniamo con Riccardo Catapano alle 12 con Calcio Napoli 24 live. Non mi resta che salutarvi, un abbraccio da Vincenzo Credendino, via per un buon proseguimento di giornata.